È una settimana che dormo poco bene perché ho un debito. Qualche giorno fa su internet circolava questa immagine. A rendermi giustizia dicendo che dietro quella fotografia c'ero io è stata Radio DJ, una radio onesta. Siccome questa stessa cosa l'hanno fatto tutti quelli che l'hanno riportata, cioè tagliare la faccia di lui, lui ci è rimasto molto male. Aveva voglia di mangiare il salame che tu non hai idea. Oggi vado a dimostrare la mia profonda gratitudine. Vi faccio vedere cosa porto. Allora, abbiamo salami finché volete e dopo formai de malga, sottofieno, vara che ben de Dio. E ovviamente Conegliano Valdobbiade nel prosecco superiore d'OCG. E parpuito! Mi sono fermato a comprare il pane e anche le gallette di riso, che non si sa mai che c'è qualche celiaco e non voglio fare brutte figure. Ho appena parlato col portinaio, gli ho detto che sono il canale influencer, mi ha trattato con rispetto e sta chiamando chi di dovere. Magari si aspetta un regalino. Questi per te. Eccomi, sono qua con le ragazze belle che stanno lavorando, non dobbiamo troppo disturbare. E intanto io ho preparato tutto il rinfresco qua. Pane, vedete anche il logo del DJ col salado. Mi sembra tutto perfetto. Sto aspettando che finiscono la diretta. È arrivata una vagonata di cibo. Intanto le signorine qua mi hanno rovinato tutto il logo. Sacramento, che ingorde. Canal, famoso youtuber che ha allestito nell'ultima mezz'ora una salamata impossibile di là. Vabbè. DJ chiama Italia, Veneto risponde. Hanno mangiato tutto, non è avanzato niente, so che gallette.